Ciao a tutti ragazzi, siamo domenica 15 settembre e ci troviamo in Friuli Venezia Giulia, in provincia di Pordenone, in comune di Barcis, paese di 228 abitanti. Qui c'è Davide. ormai una conoscenza, Sporadica ma non troppo. no, ultimamente abbastanza costante. Guardate qui alle nostre spalle, c'è il lago artificiale di Barcis appunto. Qui siamo a 409 metri sul livello del mare e oggi siamo venuti a fare questo giro ad anello del lungolago. Purtroppo il tempo oggi non ci assiste più di tanto e sono anche 12 gradi. Però Più in questo periodo, come vedrete, comunque il lago non è nel suo stato migliore, insomma, un po' in secca, diciamo. sì, adesso vi mostreremo subito. Purtroppo a settembre di solito è il periodo appunto di secca più intensa, nonostante le piogge degli ultimi giorni. Però bando alle ciance, andiamo a fare questo giro del lungolago. Dimenticavo di dire che ci troviamo in Valcellina e questo lago non ho ancora verificato, però dovrebbe essere all'interno del parco regionale delle Dolomiti Friulane. La Croce Verde da Vicenza, è andata a Malpensa. Ecco, adesso siamo quasi arrivati al primo checkpoint del tragitto, Ponte Antoi, rifugino qua sul lungolago. Guardate la bellezza delle montagne friulane che non avevo mai visto prima d'ora, a parte una breve puntata a Sappada, che tra l'altro era veneta una volta. Guardate che particolari anche queste. Entriamo al Ponte Antoi, vediamo se riusciamo a bere qualcosa. In preparazione il nostro punch. Prevedo che come fondo di stato Guardate che bel posticino. Salute anche a te Davide. Buon punch. Buon 15 dicembre. Ci vorrebbe un po' di neve all'esterno. Torno dentro, finisco di bere con Davide e dopo ripartiamo per la seconda parte del lungolago. Mi sono già innamorato anche di queste montagne appunto del Friuli che non avevo mai visto. Certo che a me gli innamoramenti appunto per le montagne partono così come uno schiocco di dita. Guardate qui questo bacino di Sfioro
Praticamente quando l'acqua arriva a un certo livello scarica automaticamente giù dal foro. Guarda che particolare, non ne avevo mai visto uno dal vivo prima d'ora. Qui stiamo facendo la seconda parte del lungolago, che è il lungolago per modo di dire, visto che siamo in strada. Guardate, il lago è sotto qui. E speriamo che poi in seguito si abbasserà e torneremo a fare un pedonale normale. Ah, sono venuti tutti. Quelli che aprono il sentiero a tutta la comitiva, no, Davide? Esatto. Tutti si affidano a noi, che responsabilità, oh. Oddio, a me è meglio non seguirmi perché non sono molto... Vabbè, sono dai, tu molto sei con tuo fratello, quindi... Si va sul sicuro. No, l'era piegato così. Ma che cosa? Oh. No, aspetta. Ah, guarda. Da qua ho fatto foto. guardiamo un attimo. La foto. Veramente la merita la foto da parte qua, ti vedi giù. Esatto. Niente non si era spaccato, ma... Anche a parco no. Sì, ho fatto l'intervento. Vediamo un attimo per vedere. Il mio gamma ha fatto. Sorry. Ma... Tiene lì già €1, se non posso cagare. Perché dopo lui ti dice, amico, Bello! Ecco qua, siamo giunti sulle sponde del lago un'altra volta. brava, è brava. Abbiamo dovuto fare una deviazione in strada perché il sentiero sul lungolago è interrotto. Che peccato, è strada asfaltata, a me non è che mi faccia proprio impazzire, però a volte bisogna seguire le direttive imposte. Che vado su di là per lavoro, sono fermato invece i 130. Ma sempre ancora il sentiero degli alpini. Sì. Guardate il fiume immissario, ragazzi, che spettacolo. Qui è anche un ramo da più avanti. Ecco qui il ponte da attraversare e poi giungeremo dall'altra parte.
Vedete qui il fango secondo me è portato giù da una piena negli ultimi giorni, perché qui in Friuli ho visto che in alcune zone sono caduti anche 100-150 mm. Infatti immaginavo, quando ho visto l'acqua torbida così, vedete ancora che ha residui fangosi, immaginavo che fosse così torbida proprio per trasporto di detriti che appunto sono ancora in sospensione nell'acqua. Intanto ho perso Davide, che è là davanti a socializzare con altri componenti della comitiva, e io ho socializzato con un signore qui che abitava vicino Colognola ai Colli, nel Veronese. E niente, dai, tra poco siamo arrivati alla corriera e vi faremo i saluti finali. Se vi interessasse, vendono un appartamento qui proprio in riva al lago. Eccoci qui alle 16:42 e dal Ponte della Pietà di Sacile noi vi facciamo questo video finale e speriamo che l'ago di Barci si sia piaciuto anche a loro come a noi. Probabilmente non si vede quanto effettivamente è grande, però abbiamo camminato un'oretta e mezza appunto per parcurrerlo tutto. Sì, non l'abbiamo visto tanto a livelli alti, però comunque la piena degli ultimi giorni deve aver innalzato un po' il suo livello. Purtroppo era torbido e vabbè, questa è una conseguenza della Brentana, diciamo così, dell'alluvione di questi ultimi giorni. E niente, noi appunto, ripeto, mi auguro che il video vi sia piaciuto. Dai fratelli Tessari è tutto, ci congediamo per le vie di Sacile, ci vediamo alla prossima gita, probabilmente sarà un'escursione in solitaria, però in ogni caso alla prossima. Certo.